Buon pomeriggio a tutti e ben trovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo subito tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono a vario titolo il festival. Anche quest'anno siamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta sul profilo Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali. Vi ringraziamo fin da ora per il supporto che ci state dando. Il titolo di questa terza edizione del Festival dell'Educazione è Ci vuole coraggio ed è stato scelto per evocare la possibilità non solo di superare le nostre paure, ma anche di pensare con il cuore, che è un aspetto fondamentale dell'educazione. Saranno molte le sfaccettature con cui declineremo questo tema e saranno molti i professionisti coinvolti, come sicuramente avrete potuto vedere o potrete vedere nel nostro programma che è presente sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Oggi pomeriggio qui in studio c'è la dottoressa Federica Calearo, psicologa, psicoterapeuta ULSS 2, che al termine dell'intervento ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà eventualmente porre qualche domanda al nostro relatore. Grazie. Prima di presentarvi l'incontro di oggi pomeriggio, passo la parola per un saluto istituzionale a Antonella Caldart, presidente della Fondazione La Porta, e a Valentina Colombera, assistente sociale dell'ULSS 2. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Vittorio Veneto. Io porto la voce della Fondazione La Porta ETS, che si occupa appunto di minori da tanti anni, da 40 anni, e che è nata su un'esperienza di alcuni volontari che allora hanno capito la necessità di avere famiglie di appoggio per i bambini e le bambine più fragili. Da allora sono passati tanti anni, la nostra ULSS poi ha usato il nostro modello per portare avanti il proprio progetto di affido, che oggi sta crescendo. E quello che mi preme dire però è che cosa vedo oggi nel mondo dei minori e delle comunità per minori. Noi continuiamo a vedere un grandissimo bisogno di famiglie che siano di appoggio ai nostri bambini e a tutti i bambini e le bambine che vivono in situazioni di fragilità. Solo che rispetto al passato i bisogni dei bambini sono cambiati, quindi stiamo pensando a delle forme anche di affido molto più snelle, molto più cucite proprio sui bisogni dei bimbi e delle bimbe, e d'altra parte che rispondano anche alle nuove tipologie di famiglie che hanno nuovi bisogni, che hanno sempre meno tempo e soprattutto che hanno grandissime preoccupazioni rispetto all'evoluzione dei modelli educativi. Quindi Educhiamoci diviene un momento di importantissimo confronto anche su questa tematica che, ripeto, è di grande attualità per la nostra città, ma chiaramente anche per tutti coloro che si occupano di bambini e bambine fragili. Buongiorno a tutti, sono Valentina Colombera, sono assistente sociale presso l'azienda sanitaria e sono qui oggi pomeriggio con altre colleghe appunto dell'equipe del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare. Innanzitutto desideriamo portare i saluti del nostro direttore dell'azienda sanitaria, insomma è direttore dell'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia, dottor Nicola Micheletto, e insieme ovviamente ai complimenti per questa iniziativa veramente molto interessante e sempre più ricca del Comune di Vittorio Veneto, che affronta e coinvolge soprattutto su temi così vitali come quello di oggi, appunto vitale e con uno sguardo anche al futuro e che con un'attenzione anche agli altri. Ecco, quindi desideriamo semplicemente ringraziare per questa opportunità, ringraziamo quindi l'assessore Caldarti in particolare, l'amministrazione tutta e gli organizzatori di IEM per l'opportunità di parlare di questo tema per noi così importante e così caro. Grazie.
Grazie mille a voi, all'assessore Caldart e a Valentina Colombera. Passiamo all'incontro di oggi pomeriggio che si intitola appunto Mi affido a te. L'incontro sarà tenuto dalla dottoressa Luisa Roncari, che è in collegamento con noi. Buongiorno dottoressa, grazie per essere qui, per la sua disponibilità. La presento e poi le lascio la parola. Allora, il tema, come dicevamo, è quello dell'affido familiare, una sfida che forse richiede un po' di coraggio e un'esperienza che può vederci tutti come protagonisti, ma che appunto è necessario conoscere più a fondo, perché forse è una realtà che ancora non conosciamo così bene e siamo qui apposta oggi pomeriggio. Allora, Luisa Roncari è psicologa e psicoterapeuta di orientamento psicodinamico, clinica e formatrice, da anni sviluppa i temi della genitorialità accogliente attraverso il lavoro con le famiglie, la formazione degli operatori dei servizi e degli studenti. È dirigente psicologa presso i consultori e referente del Centro Unico Adozioni della Brianza. È cultrice della materia per i corsi di psicologia dell'adozione e dell'affido, di psicologia dei legami familiari e coordinatrice didattica del Master Affido, Adozione e Nuove Sfide dell'accoglienza familiare presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Prima di passarle la parola, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedrete apparire in sovraimpressione. Lascio quindi ora la parola alla dottoressa Luisa Roncari. Buon incontro a tutti e ci vediamo al termine per le domande. Grazie. Bene, bentrovati, buon pomeriggio. Lieta di essere qui con voi, spero di portare delle riflessioni utili e costruttive sulle quali anche poi avviare un po' di confronto e dibattito. Dicevamo che le riflessioni che vi porterò nascono all'interno del lavoro presso l'Università Cattolica, in cui ormai da tanti anni, da 14 anni, teniamo un master su affido e adozione, consapevoli che per lavorare in questi ambiti è importante avere dei professionisti sensibili e preparati. Però per lavorare con le famiglie accoglienti bisogna soprattutto creare una cultura dell'accoglienza e dell'attenzione educativa. Per cui nel mio intervento di oggi vorrei con voi percorrere questo itinerario. Inizierò proponendovi qualche riflessione proprio sull'affido familiare come esperienza di fiducia verso l'altro. Passerò poi a condividere con voi qualche pensiero sull'educazione in relazione all'affido e un po' più in generale al compito educativo, per poi tornare di nuovo sull'affido familiare. Condivido con voi alcune slide che ci aiuteranno a meglio seguire il mio intervento. Ok. Mi affido a te, il titolo dell'intervento che mi è stato proposto. La parola fiducia è insita nel termine affidamento familiare e per realizzare un'esperienza di collocamento di un minore fuori dalla sua famiglia di origine, questa fiducia reciproca tra tutti gli interlocutori, i soggetti che ruotano attorno al bambino è indispensabile. Perché l'autorità giudiziaria, che spesso ma non sempre dispone un affidamento familiare, deve dare la propria fiducia innanzitutto agli operatori che organizzano e predispongono il progetto per l'affido di quel bambino, deve dare fiducia alla famiglia affidataria che accoglierà all'interno della propria casa questo bambino, ma deve dare in qualche modo anche fiducia alla famiglia di origine, perché se non ci fosse da parte dell'autorità giudiziaria una ragionevole aspettativa di recupero, di cambiamento nella famiglia di origine, sarebbero altri gli strumenti a tutela del bambino che l'autorità giudiziaria avrebbe ipotizzato. Analogamente anche gli operatori si devono fidare della famiglia affidataria presso cui collocano un bambino e della famiglia di origine da cui provvisoriamente lo separano, nell'attesa che appunto questa famiglia cerchi di risolvere o quantomeno di modificare quelle condizioni di difficoltà che hanno pensato ad un intervento tanto doloroso e delicato quanto il collocamento fuori famiglia di un bambino.
e dall'altra parte anche la famiglia di origine deve fare un'opera di fiducia, forse insieme a quella che compie il bambino, la più faticosa, che è quello di affidare il proprio figlio ad altri, di vedere il proprio figlio addormentato da qualcun altro la sera, aiutato nei compiti da qualcun altro. E anche la famiglia più inadeguata comunque vive un legame forte verso i propri figli e l'idea di separarsene è sempre molto dolorosa. E soprattutto è al bambino che viene chiesto di fidarsi di tutti questi adulti attorno a lui che lo portano a vivere altrove rispetto al contesto in cui è nato, contesto che può essere in difficoltà, ma che è il suo mondo, è la sua rete di relazioni nella quale lui ha imparato a vivere. L'affido familiare si fonda come istituzione, come istituto, su una visione positiva del futuro. È indispensabile avere fiducia nella possibilità del cambiamento delle persone, in particolare dei bambini. Perché? Perché si ipotizza di collocare in una famiglia affidataria o presso un affidatario un bambino proprio perché noi abbiamo fiducia nella possibilità dei suoi genitori di migliorare le proprie competenze per poter poi riaccogliere questo bambino in famiglia, ma abbiamo fiducia anche nel fatto che il bambino possa beneficiare di questa esperienza relazionale diversa all'interno di un altro contesto familiare. Questa è una fiducia dell'umano, ma è anche una fiducia scientificamente provata, perché tutte le recenti ricerche, da una parte sulla resilienza, dall'altra sull'attaccamento, in particolare sugli attaccamenti multipli, ad esempio di Zavattini, ci dicono che i bambini sanno capitalizzare quanto di buono vivono, anche in contesti diversi. Per cui accanto al bisogno di attaccamento c'è sicuramente poi anche la capacità di far fruttare le esperienze relazionali positive. E le ricerche ci dicono che i bambini sono in grado, se sostenuti da degli adulti responsivi, di far fronte in maniera costruttiva o sufficientemente costruttiva anche ad eventi molto dolorosi. E vi ho messo qui una frase di Ganassia da un libro che io ho amato molto, forse qualcuno lo conosce, è un libro ormai che ha una quindicina d'anni, quasi una ventina d'anni, si intitola Il club degli incorreggibili ottimisti. Scrive Ganassia, che è un autore trapiantato in Francia: preferisco vivere da ottimista e sbagliarmi piuttosto che vivere da pessimista e avere sempre ragione. Qual è l'anima dell'affido? Dal mio punto di vista, noi possiamo ricondurre il cuore dell'esperienza dell'affidamento familiare essenzialmente a 3 dimensioni. L'affido è una forma di accoglienza reciproca, è un atto di fiducia comunitario ed è uno strumento per proteggere l'essere figli. Vediamo brevemente queste 3 dimensioni. Perché diciamo che l'affido è una forma di accoglienza reciproca? Perché è importante non avere una visione polarizzata delle famiglie. Non esistono le famiglie dei supereroi e le famiglie dei mostri. Tutte le famiglie hanno degli aspetti di risorsa e di fragilità. Certamente però alcune famiglie hanno un surplus di risorse, di tempo, di energie, di capacità che potrebbero essere di supporto, di sostegno a delle famiglie che invece vivono in modo temporaneo una condizione di difficoltà. Per cui è importante proprio vedere l'affidamento familiare non in modo sbilanciato, ma anche come un processo di collaborazione reciprocamente fiduciosa in cui le famiglie affidatarie e le famiglie naturali sono entrambe caratterizzate, come dicevamo, appunto, sia da bisogni sia da risorse. Perché l'affido è un atto di fiducia comunitario. L'affido mette in moto un meccanismo trofico, funzionale, vitale, che connette figli e genitori, vale a dire diverse generazioni, che connette il familiare e il sociale, che mette in gioco legami orizzontali, quindi all'interno
dello stesso ordine generazionale e verticali tra generazioni diverse, sempre e solo grazie a un atto di fiducia, che è un atto di fiducia tra persone, ma anche un atto di fiducia verso le istituzioni. Perché se in passato l'affidamento familiare veniva gestito nella storia come un accordo tra famiglie diverse, pensiamo per esempio anche all'esperienza dei figli di anima che in Sardegna a lungo sono stati affidati a famiglie vicine a quelle naturali, di cui ci parla per esempio la compianta Michela Murgia nel suo libro Accabadora. Ecco, però attualmente l'affido familiare si configura anche come un atto di fiducia verso le istituzioni, perché le istituzioni del pubblico, del privato sociale collaborano affinché delle famiglie o dei soggetti disponibili e accoglienti si prendano cura di un bambino in difficoltà. Questo atto di fiducia però non deve essere acritico e a prioristico, perché la fiducia va in qualche modo coltivata, educata e mi viene da aggiungere anche meritata. E questo è un rimando a tutti noi operatori, a tutti noi servizi e istituzioni, di essere preparati quando svolgiamo i nostri compiti. Infine il terzo elemento, che è un po' al cuore dell'affido, è quello legato al fatto che l'affido è uno strumento per proteggere l'essere figli. E se ci pensate, la condizione più democratica che accomuna noi tutti esseri umani è proprio quella dell'essere figli. Non tutti siamo o saremo genitori, ma tutti siamo figli. Tutti abbiamo vissuto in un contesto familiare che nel bene e nel male ci ha concesso e ci ha permesso di diventare quello che siamo. L'essere figli e l'essere genitori è un qualcosa di, da una parte, molto naturale, molto immediato. Il generare biologicamente è un atto fisiologico, ma l'essere genitori è un qualcosa di molto più complesso e articolato. E proprio in una ricerca compiuta negli anni 90 da due colleghe dell'università, la professoressa Iafrate e la professoressa Greco, sull'affido, è nata una articolazione della genitorialità su più registri. E incontrando le famiglie affidatarie, le famiglie di origine e soprattutto i bambini in affido, queste colleghe hanno visto che si può parlare dell'essere genitori e dell'essere figli da più punti di vista. In particolare loro ritengono da 4 punti di vista. Il primo registro della genitorialità e della filiazione, conseguentemente, pertiene alla dimensione biologica. Si è figli in quanto biologicamente concepiti e generati da una coppia in cui c'è un maschile e un femminile. Anche nei nuovi scenari di accesso alla genitorialità, oggi permessi dallo sviluppo tecnologico, che sono molto più affollati e complessi, però l'embrione nasce sempre dall'incontro da una cellula femminile e una cellula maschile. Per cui c'è una dimensione biologica che ci accomuna e che ci precede. C'è poi una dimensione accuditivo-educativa, che è forse quello a cui ci riferiamo di solito quando pensiamo all'essere genitori, vale a dire all'accudire, al nutrire, al accompagnare educativamente i figli nella vita di tutti i giorni, coniugando in modo armonico, lo vedremo poi più avanti, una dimensione appunto più affettiva e una dimensione più etica normativa. Le colleghe però, proprio incontrando i bambini in affido, hanno visto che c'è una dimensione della filiazione e della genitorialità che ha a che fare con qualcosa che travalica il presente e l'hanno chiamata dimensione storico-intergenerazionale, poiché si è figli in quanto anche membri di una stirpe familiare, si è figli inseriti in una storia intergenerazionale che ci precede e che in qualche modo anche ci condiziona.
E se ci pensate, quando noi ci presentiamo anche la presentatrice prima mi ha presentato col mio nome e il mio cognome, ma io non ho scelto né il mio nome né il mio cognome. Il mio nome l'hanno scelto i miei genitori ed è un nome che è un nome familiare, della famiglia del mio papà. E il mio cognome non lo hanno scelto neanche i miei genitori. È un cognome che anche loro hanno ereditato da chi nella storia familiare li ha preceduti. Ecco, ogni figlio, al di là del vivere nel presente, nell'essere accudito, nell'essere educato, fa parte di questa storia familiare, anzi, almeno di 2 storie familiari. E poi i bambini collocati fuori famiglia arrivano a essere in qualche modo collegati anche alla storia familiare della famiglia accogliente nella quale sono inseriti. C'è poi una ulteriore dimensione della filiazione, che è la dimensione che possiamo definire culturale e sociale. I figli sono figli propri, ma anche sono figli del mondo. Una bella espressione per parlare del far nascere, del generale, è dare al mondo. Ecco, un genitore svolge bene il proprio compito quando dà al mondo un figlio, e dà un mondo un figlio non solo nel momento in cui lo fa nascere, ma anche quando progressivamente lo fa diventare una persona che sarà un adulto capace di stare nella realtà in modo coerente e rispettoso rispetto a tutta una serie di dimensioni civili, sociali, etniche e culturali. Come si declinano in modo peculiare queste dimensioni della genitorialità e della filiazione nell'affitto? Ecco, sul primo asse, che è quello del registro biologico, va da sé che i genitori affidatari, o comunque l'affidatario e gli affidatari, devono accettare e rispettare il fatto che non ci sia una comune appartenenza biologica tra loro e il bambino. L'appartenenza biologica, la continuità sanguigna e generica di questo bambino è con la sua famiglia naturale, anche quando è una famiglia naturale molto in difficoltà e che a volte può essere anche di disturbo per il bambino. Per cui questa appartenenza va comunque ricordata e rispettata. E il bambino deve essere aiutato dalla famiglia affidataria, accogliente, a trovare qualcosa di buono anche in questa appartenenza biologica. E vi assicuro, come probabilmente i colleghi che sono anche in aula con voi sanno bene, che questo a volte è molto difficile, perché qualche volta nelle famiglie di origine ci sono difficoltà così grosse che è veramente complesso valorizzarne alcuni aspetti, alcuni elementi. Questo però è molto importante perché all'interno del figlio, del bambino, c'è la percezione di una vicinanza, di una continuità, di un'appartenenza con la sua famiglia di origine. Per cui è veramente importante riuscire ad aiutarlo a vedere almeno qualcosa di buono a quel livello. Rispetto al secondo registro della genitorialità, che è quello appunto legato all'accudire e all'educare, la famiglia affidataria è chiamata a svolgere eminentemente questa dimensione proprio perché nella famiglia di origine ci sono delle difficoltà o sul piano affettivo o sul piano educativo o ad entrambi i livelli. Rispetto alla dimensione storico-paradigmatica, è importante che la famiglia accogliente, come dicevamo, rispetti anche il legame emotivo, simbolico, profondo che il bambino ha con la sua famiglia di origine. Anche quando magari il bambino è collocato nella famiglia affidataria per ben più dei 2 anni previsti dalla legge, che come sappiamo sono un termine indicativo. Questo perché i dati dell'Osservatorio Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza ormai da diversi anni ci dicono che sono circa, un po' meno, 30.000 i minori collocati fuori famiglia in Italia e da diversi anni ormai circa la metà di questi bambini sono accolti in comunità educative e l'altra metà in affidamento familiare. Ecco, dei bambini, dei minori accolti in affidamento familiare, i dati ci dicono
che ben oltre la metà, siamo quasi ai 2/3, sono collocati nella famiglia accogliente da più dei 4 anni, che dovrebbero essere il termine ultimo dell'affido familiare. Per cui capite che anche laddove l'affido snatura la propria natura temporanea e diventa un'esperienza di collocamento più lungo, è comunque importante che gli affidatari ricordino e rispettino questo legame tenace con la famiglia di origine. E poi l'affido è un'esperienza di genitorialità sociale, non solo perché la famiglia accogliente si rende disponibile a svolgere un compito educativo per un'altra famiglia, ma anche perché per svolgere efficacemente il proprio ruolo di famiglia affidataria, tutte le ricerche ci dicono che è importante essere all'interno di una rete di relazioni solidali. Noi vediamo che le famiglie affidatarie inserite all'interno di associazioni familiari sono famiglie più capaci di far fronte alle fatiche quotidiane con i bambini, perché sono famiglie sostenute anche da tutta questa trama di relazione con altre famiglie, oltre che con gli operatori. Abbiamo parlato dei registri della genitorialità e della filiazione. Ecco, volevo condividere con voi una riflessione sulla genitorialità e generatività, che sono dimensioni vicine ma non completamente sovrapponibili. Ecco, Erickson ci dice che la dimensione costitutiva dell'adultità, dell'essere adulti, ha a che fare con la generatività. Generatività e genitorialità, vi dicevo, si avvicinano, ma si può essere generativi anche se non si è genitori. Si può generare un'idea, un progetto, un'attività. L'adulto è pienamente adulto se riesce ad andare al di là di se stesso, se riesce ad interessarsi e a prendersi cura di qualcuno o di qualcos'altro. L'adulto che non entra in questa prospettiva generativa, purtroppo, diventa un adulto che ristagna o appunto nella stagnazione o che si apre a delle dimensioni distruttive. E qui perdonatemi questo breve riferimento all'attualità, come tutti credo, sono stata estremamente colpita dalle immagini e le notizie dei telegiornali della scorsa settimana rispetto agli scenari di guerra in Israele. Ecco, la guerra è sempre distruzione e a me colpisce quando si chiede giustamente anche di proteggere prima di tutto i bambini, di proteggere i civili, di proteggere i bambini, le donne, gli anziani, però il fatto di essere un militare di uno schieramento o dell'altro non fa smettere quella persona, quell'uomo, quella donna di essere anche un genitore, qualche volta, un figlio. Ecco, io credo che quello che si è visto, quello che ci hanno detto anche rispetto a come sono stati trattati molti bambini nel corso di questa recente guerra, sia agghiacciante, perché ci dice come la distruzione, come l'essere umano rischi di farsi prendere da un anelito di distruzione che ci fa dimenticare l'essenza dell'umanità. Questa capacità di prendersi cura costruttivamente della vita, la vita umana, la vita dell'ambiente, di un progetto. Ecco. Vi dicevo, siamo partiti dall'affido, adesso facciamo insieme qualche pensiero sull'educare, o meglio di come il ruolo genitoriale si interseca con la dimensione educativa. L'adulto, per essere pienamente adulto, deve generare e un adulto che genera deve essere un adulto capace di educare ciò che ha generato. Allora possiamo chiederci, ma educare verso dove? Cioè, qual è l'obiettivo dell'educare dei figli nati biologicamente da sé
o accolti, nati da altri ed accolti nella propria famiglia. E dicevano i latini che l'operari sequitur esse, vale a dire che quello che si fa, il come, ha a che fare con quello che si è e con il sapere dove si vuole andare. E vi propongo qui una riflessione proprio sul termine muoversi, ecco, dal punto di vista anche etimologico. L'educare deriva dal termine latino ex ducere, condurre fuori. Però il nostro modo di essere degli educatori spesso incappa in alcuni rischi. Può incappare nel rischio del indurre l'altro a fare qualcosa, vale a dire nel più o meno forzatamente costringerlo o convincerlo a fare qualcosa che noi riteniamo sia l'unica giusta. Corre il rischio anche di seducere l'altro, vale a dire di condurlo a sé, di trarre dalla relazione con l'altro qualcosa che va a giustificare e a gratificare il mio ruolo. E pensiamo a questo proposito a quanto sono fragili anche spesso i nostri genitori, anche quelli che incontro spesso io in consultorio. Sempre di più un genitore si sente un buon genitore se il figlio lo legittima. Quando il figlio, soprattutto preadolescente e adolescente, lo mette in discussione anche in modo violento e molto netto, si va molto in crisi, perché il fatto di non trarre dalla relazione col figlio una gratificazione, un riconoscimento del proprio valore come genitore, mette in luce poi tutta la fragilità delle nostre generazioni adulte. Non è un rischio, ma è un'altra dimensione legata appunto al condurre, al muovere, è il condurre, che ha a che fare col portare verso qualcosa, ma insieme all'altro. Ecco, per cui sicuramente il compito educativo ha a che fare con l'ex ducere, quindi il tirar fuori qualcosa dal figlio, dal bambino, ma anche un po' a che fare col cum ducere, tirar fuori questo qualcosa insieme a lui. Quale possiamo considerare essere l'obiettivo dell'educare? E intrinsecamente aiutare l'altro a tirar fuori ciò che lui è veramente, a diventare ciò che è e potenzialmente a tirar fuori il meglio di sé, perché dentro di noi ci sono componenti diverse. L'educazione dovrebbe proprio mirare ad aiutare il figlio, il bambino, a tirar fuori gli aspetti più umani che porta dentro di sé. E cos'è che caratterizza la nostra umanità? Ecco, io credo che, lo dicevamo prima, ogni persona è figlio e ogni figlio che arriva a diventare adulto lo diventa perché è stato curato, accudito da qualcuno. La dimensione costitutiva dell'essere umano è una dimensione relazionale. Noi siamo creature, lo diceva anche Aristotele, sociali. L'essere umano da solo non sopravvive. Non può sopravvivere alla nascita, ma non può sopravvivere neanche nel corso poi del suo sviluppo. Per cui svolgere il compito educativo come genitore, ma se vogliamo anche proprio come educatore in senso lato, è promuovere l'umano, umanizzare l'umano, aiutare i bambini a tirar fuori quelle parti più costruttive, generative, vitali, rispettose dell'altro e della vita che portano dentro di sé. Ecco, voi pensate davvero quanto questo in questi tempi di guerra sia dimenticato, snaturato. Possiamo dire che davvero il fine ultimo dell'educare qualcuno è aiutarlo a diventare un adulto a propria volta generativo. Generativo non solo di figli, ma generativo di qualcosa di vitale, di buono, di rispettoso,
di costruttivo. Ecco, nel svolgere il ruolo genitoriale, l'educare ha a che fare, come dicevamo prima, nel bilanciare in modo armonico la dimensione affettiva e quella educativa. Si parla in proposito di cura responsabile, vale a dire, per quanto attiene la dimensione affettiva, dare fiducia, nutrire la speranza, scaldare affettivamente, valorizzare l'altro, ma anche specularmente, a livello educativo, dare dei limiti, dare un orientamento, insegnare delle regole, aiutare a rispettare delle norme. E il nostro mondo è un mondo in cui la dimensione del limite, delle regole, non è molto amata, perché viene sentita come un qualcosa di mortificante della natura umana. E vi ho messo questa immagine che a me piace. Ecco, noi possiamo pensare alle regole, al limite come appunto qualcosa che costringe, o possiamo pensare alle regole come qualcosa che sostiene. Gli alberi da frutta, per un periodo della loro crescita, hanno bisogno di un tutore accanto per potersi sviluppare bene. E quando diventano più mature, il tutore viene staccato perché hanno interiorizzato questa struttura eretta. Ecco, noi dovremmo essere così anche noi esseri umani. Per un periodo della vita abbiamo bisogno accanto a noi qualcuno che ci aiuti a crescere eretti e poi dovremmo mettere dentro questa direzione verso la rettitudine fino a non averne più bisogno. E possiamo anche pensare alle regole come a qualcosa che ci aiuta a destreggiarci nel mondo, a capire qual è la strada giusta per arrivare laddove noi vogliamo. Il compito educativo e il compito genitoriale per oggi sono molto più complessi. Siamo in un tempo liquido, in un tempo narcisistico, in cui ciò che sembra contare è la realizzazione personale, ed è faticoso ridefinire le categorie educative alla luce del cambiamento epocale a livello sociale nel quale tutti siamo inseriti. Bisogna adattare le strategie educative e la relazione educativa a questo mondo che sta cambiando. Qui vi ho messo alcuni aspetti legati a come si sta configurando la famiglia italiana al giorno d'oggi. Ormai, scusate, la famiglia italiana è una famiglia sempre più ristretta. Scusate, non so perché va avanti da solo. I tassi di fecondità in Italia ormai da diversi decenni sono drasticamente calati e sono tra i più bassi al mondo. In Italia si tende a rinviare ben oltre i 30 anni, spesso oltre i 35 anni, la data di la nascita del primo figlio, parliamo in questo caso delle madri. Sono in drastico calo le nascite di ordine superiore a 2, la maggior parte delle famiglie italiane ha un figlio unico, diminuiscono anche i bambini nati fuori dal matrimonio perché dopo la nascita dei bambini anche le coppie di conviventi spesso arrivano a configurare la loro relazione come matrimonio anche a tutela del figlio, e dal punto di vista emotivo c'è un forte investimento nei confronti del figlio. Dal 1995, a livello demografico, in Italia, il numero delle persone che hanno più di 60 anni supera quello di chi ha meno di 14 anni. E questo sta portando un profondo sbilanciamento della cosiddetta piramide demografica. Questo dal punto di vista demografico, sociologico. Però bambini e adolescenti oggi sono bambini e adolescenti molto diversi da quelli che siamo stati noi, perché la diffusione delle tecnologie e
dei social media poi negli ultimi anni sta profondamente trasformando il modo in cui i bambini incontrano la realtà e vivono le loro relazioni e si confrontano con loro stessi. L'esposizione alle tecnologie fin dalla più tenera età, e vi assicuro che il consultorio dove lavoro condivide la sala d'attesa con uno studio pediatrico e con una neuropsichiatria infantile. Abbiamo dovuto mettere nella sala d'attesa dei cartelli che chiedono di non utilizzare i cellulari, che i bambini non utilizzino i cellulari in sala d'attesa, perché era il modo di gestire l'attesa da parte dei genitori e dei bambini, quello di appunto osservare uno schermo. Questa eccessiva e troppo precoce esposizione agli stimoli digitali, multimediali, sta portando nei bambini una confusione somatopsichica. Che cosa significa? Che il piano corporeo e sensoriale si sfuma e si confonde con il piano emotivo. Porta anche a tutta una situazione di iperattivazione o viceversa qualche volta di troppo bassa stimolazione. Pensate come il sistema delle notifiche, per esempio. È come se continuamente ciascuno di noi fosse nell'attesa di avere delle informazioni, di aspettare un cambiamento, di un qualcosa. Ecco, questo porta al nostro organismo uno stato di attivazione che, superato una certa soglia, diventa ipostimolazione, ottundimento. A me colpisce sempre, anche come io ho due figli adolescenti, come sia impossibile con loro, per loro, guardare un film senza contemporaneamente anche guardare il cellulare. I ragazzi, i bambini tendono a essere multitasking, ma in modo disfunzionale, perché l'attenzione viene distribuita su troppi stimoli e quindi perde di qualità. Ci sono delle ricerche che ci dicono anche che questa esposizione massiccia alle tecnologie e alle vite degli altri da lontano non ha un effetto costruttivo e positivo sull'empatia, ma anzi la diminuisce, perché noi siamo anche sovrastimolati di esperienze, di vite altrui, e questo ci porta difensivamente poi a non sentircene coinvolti. E anche dal punto di vista proprio del pensiero, l'esposizione alle tecnologie sta portando delle trasformazioni profonde, anche nel modo in cui i bambini imparano e si pongono verso la scuola, verso lo studio. Ci sono delle modifiche profonde nella capacità di connessione logica, di pianificazione. Pensate quanto anche questa esposizione continua a stimoli brevi, accattivanti sotto il profilo visivo, sotto il profilo musicale, porti una attenzione alta ma immediata, di cui poi resta una bassa traccia. La memoria è una memoria depotenziata dalla sovrabbondanza di questi stimoli. Ecco, questi sono tutti i bambini del nostro mondo, perché questa è la realtà nella quale tutti siamo immersi. Vale anche per i bambini più in difficoltà, più fragili, che nascono in famiglie appunto più in difficoltà. Per cui se queste sono le sfide che tutti i genitori hanno sul fronte educativo in questo momento storico, possiamo chiederci quali sono le ulteriori sfide, le ulteriori fatiche, quali sono i compiti specifici che una famiglia affidataria, oltre a quelli comuni a tutti i genitori, deve mettere in campo. E qui arriviamo all'ultima parte del mio intervento, che è appunto il ritorno sulla famiglia affidataria. Ecco, dal mio punto di vista sono eminentemente tre le aree specifiche, i compiti specifici di una famiglia affidataria, e riguardano la relazione con la famiglia di origine del bambino,
la relazione con il bambino e la relazione con il sociale. La prima area. Rispetto all'area della relazione con la famiglia di origine, l'abbiamo detto prima quando parlavamo del registro biologico e del registro storico paradigmatico, ha a che fare con la capacità e la disponibilità da parte della famiglia affidataria di mantenere la consapevolezza di muoversi, di vivere in uno scenario metafamiliare, come ci dice la dottoressa Greco, vale a dire in cui sono presenti nella mente, nel cuore, nella realtà del bambino che loro hanno accolto, anche e sempre i genitori di nascita o comunque la famiglia di origine. Questo qualche volta è difficile soprattutto quando la famiglia naturale non c'è o in alcuni periodi non c'è, perché magari si sposta all'estero, perché per alcuni periodi queste famiglie in difficoltà si rendono irreperibili. Quando ci sono in modo alterno, a volte ci sono, vanno alle visite con i bambini, in altri momenti spariscono. Anche in quei momenti è importante che la famiglia affidataria non si senta la sola famiglia del bambino che ha accolto, anche se, come abbiamo detto, magari l'ha accolto da ben più di 4 anni, fino alle soglie e spesso oltre della maggiore età. È importante mantenere questa consapevolezza anche quando la famiglia naturale è manipolatoria verso la famiglia affidataria, quando cerca di costruire una malsana alleanza magari contro i servizi, e in quel caso è importante non colludere con queste richieste improprie. Ed è importante mantenere questo scenario metafamiliare anche quando, e forse sono le situazioni più delicate, più difficili, la famiglia naturale è fonte di sofferenza per il bambino, quando dopo le visite o i rientri in famiglia gli affidatari constatano che il bambino manifesta dei comportamenti o delle emozioni di sofferenza e di fatica. È importante, l'abbiamo detto all'inizio, superare una visione esclusivamente oblativa dell'affido, perché anche le famiglie affidatarie hanno dei bisogni e hanno delle fragilità, delle ambivalenze, ed è importante che riescano a vedere quel po' di buono, quel po' di umano che c'è anche nella famiglia di origine, perché poi il bambino si porta dentro questa dimensione. È importante che gli affidatari mantengano uno sguardo di fiducia, seppur minima, se non sulle competenze educative della famiglia di origine, che qualche volta non vengono recuperate, almeno su qualche dimensione più affettiva. Secondo fronte dei compiti specifici degli affidatari riguardano la relazione col bambino accolto. La famiglia che accoglie un bambino in casa, un bambino che è nato, cresciuto in un'altra famiglia e che ha vissuto in quella famiglia delle esperienze non adeguate, deve essere ben preparata a quella che è la storia del bambino, della sua famiglia di origine, e conseguentemente essere aiutata ad immaginare quali potrebbero essere gli aspetti di fatica che il bambino potrebbe manifestare. È importante che sia aiutata anche a comprendere che alcuni comportamenti, magari disadattivi del bambino, non sono collegabili a degli errori che loro fanno o a una malevolenza insita al bambino, ma che sono spesso dei comportamenti di origine post-traumatica che trovano un senso nelle esperienze sfavorevoli che il bambino ha vissuto all'interno del contesto delle origini. E gli affidatari devono essere anche aiutati dagli operatori a rispondere costruttivamente a questi comportamenti disfunzionali del bambino. Anche perché quando un bambino inizia ad affidarsi, a costruire un attaccamento verso la famiglia affidataria, sono possibili queste due reazioni, che non sono, come dire, che spesso si susseguono nel corso del tempo, non si escludono a vicenda.
Da una parte i bambini mettono in campo una reazione di tipo regressivo e magari sono portati a comportarsi con gli affidatari come dei bambini più piccoli, più bisognosi di attenzioni, di affetto, magari diventano molto richiedenti, molto capricciosi, oppure sono portati a mettere in campo delle reazioni di tipo oppositivo, provocatorio, mettono alla prova i genitori affidatari per vedere se si possono davvero fidare di loro, se davvero possono trovare in quelle relazioni qualcosa di buono. Ecco, vi ho messo qui, poi non entro nel dettaglio perché il tempo corre veloce, il contributo di una studiosa inglese che ha evidenziato 5 atteggiamenti da parte dei genitori accoglienti, dei genitori affidatari o adottivi anche, che meglio possono aiutarli a sostenere il percorso di crescita del bambino inserito in famiglia. Lei parla di disponibilità, di sensibilità, di accettazione, di cooperazione e di costruzione di una comune, seppur parziale o temporanea, appartenenza familiare. E rappresenta queste dimensioni attraverso questo schema che ci dice che è un po' una rete, come quella da cui siamo partiti nella seconda slide, le mani che si intrecciano, una base sicura per questo bambino che ha a che fare un po' con questi stili, con questi atteggiamenti da parte dei genitori accoglienti. Dicevamo che i genitori accoglienti accolgono in casa un bambino ferito quantomeno dalla interruzione nel quotidiano del legame con chi lo ha messo al mondo. E per i bambini la perdita di questi punti di riferimento, anche molto concreti, oltre che affettivi, che hanno a che fare con aspetti quotidiani, come quello che si mangia a colazione, cosa si fa prima di andare a dormire, sono molto disorientanti. E il bambino che vive questo passaggio non scelto, anche se ipotizzato per il suo bene, deve essere proprio aiutato a adattarsi piano piano a quello che è questo nuovo mondo in cui viene inserito. È importante che i genitori affidatari aiutino il bambino a capire che cosa gli è successo, come mai lui è lì. Ecco, qualcuno potrebbe dire, non è il compito degli affidatari spiegare questa cosa, è il compito degli operatori, è il compito del giudice onorario. Vero, verissimo, però poi i bambini è nella vita di tutti i giorni che fanno delle domande, che hanno bisogno anche più volte di tornare sulle stesse cose per capire bene. Per cui anche i genitori accoglienti devono, in modo condiviso con gli operatori, coerente con la realtà e comprensibile per il bambino, aiutare il bambino a capire come mai lui è lì, per quanto tempo verosimilmente lui resterà lì e quali sono le difficoltà della sua famiglia di origine che ha portato a questa scelta, che hanno portato a questa scelta. Aiutare i bambini a avere questa chiave di interpretazione sulla propria storia è fortemente collegato alla capacità di mettere in parole i sentimenti, oltre che gli eventi, o meglio, i sentimenti collegati agli eventi. I genitori accoglienti devono conservare la storia e i passaggi di vita del bambino che hanno accolto e aiutarli, possiamo usare un po' questa espressione, a digerirli, a farli propri, anche se sono stati dei passaggi dolorosi. Ulteriore compito dei genitori affidatari è accettare quegli elementi di difficoltà, di fragilità di cui potrebbe essere il portatore, il bambino accolto, elementi di difficoltà spesso, come vi dicevo, di carattere post-traumatico. Una cosa che spesso i genitori accoglienti portano come una difficoltà è
cogliere nel bambino accolto dei segnali che magari con i propri figli non avevano mai visto, confrontarsi con dei comportamenti, con delle provocazioni, con delle espressioni di sofferenza molto intense, con le quali da genitori di figli biologici non si erano mai incontrati. Per cui è davvero importante che gli operatori li aiutino a, come dicevamo prima, comprendere e rispondere costruttivamente anche a questi atteggiamenti. E gli affidatari come possono farlo? Devono farlo con una grossa flessibilità degli stili educativi, con la capacità di tollerare il conflitto, le provocazioni da parte dei bambini e di sostenere quindi il bambino accolto nell'elaborazione non tanto dal punto di vista psicologico, ma proprio dal punto di vista esperienziale dei traumi sperimentati spesso all'interno del contesto familiare di origine. In sintesi, siamo verso la fine del mio intervento. Rispetto all'affido e a quello che vi ho detto oggi, le dimensioni che mi sembra più importante lasciarvi hanno a che fare col bisogno dei figli, di ciascun figlio, di essere riconosciuto e legittimato per il legame tenace, complesso, magari ambivalente, che ha verso le sue origini. Genitori affidatari e genitori biologici hanno tutti questo compito: aiutare il figlio a diventare ciò che è, aiutare il figlio a diventare un adulto generativo, capace di tirar fuori da dentro di sé quanto di più vitale, costruttivo ha. E ogni figlio ha un bisogno di materno e di paterno, di affettivo ed etico. Noi parliamo di materno e paterno non solo in termini femminili e maschili, no? Ma come dimensioni che hanno a che fare più con l'area in senso lato del materno, quindi dell'affettivo, dell'accudente, e del paterno in termini anche qui molto ampi, con la dimensione più etica, normativa. È importante che operatori e famiglie accoglienti entrino nell'ottica che difficilmente le cose funzionano sempre o subito. Genitori accoglienti mettono in campo delle competenze riparative, però a volte per riparare alcune ferite ci vuole molto tempo e non tutte le ferite guariscono del tutto. Ci sono a volte l'obiettivo deve essere quello di arrivare ad avere una cicatrice dove magari la pelle è un po' più delicata ma chiusa, e non quello di far sparire ogni traccia del dolore, dei traumi vissuti. E l'ultima cosa, e qui riprendiamo un po' il tema della fiducia complessiva da cui siamo partiti per accogliere un bambino, per costruire un progetto di affidamento familiare. È importante entrare in un'ottica allargata in cui non si è soli. Non si è soli come genitori accoglienti, ma è importante essere genitori affidatari disponibili a confrontarsi con gli operatori, ad essere aiutati a sostenere altre famiglie accoglienti. È importante vivere la propria esperienza di genitorialità accogliente come un compito anche sociale, come legato al fatto del prendersi cura di figli, anche nati da altri, perché i figli sono il futuro, sono il domani, sono l'umanità. E leggevo qualche settimana fa una riflessione di Domenico Nesci, che è uno psichiatra, psicanalista del Gemelli di Roma, che è appassionato di antropologia e di etnologia, e lui diceva che dal suo punto di vista il genere umano
come genere umano che si è staccato dal mondo dei primati è nato proprio nei gruppi di madri e di bimbi, di bambini neonati e un po' più grandi, che si sono sostenuti e all'interno dei quali, come spesso avviene anche nel mondo animale, tra molti mammiferi, poi anche il maschile è entrato a far parte di quel primario gruppo umano del femminile e dell'infanzia in modo protettivo e costruttivo. Ecco, per cui ciò che è più profondamente umano è proprio la dimensione della cura delle giovani generazioni, della cura del futuro, che è il contrario della distruzione, della guerra. Grazie infinite dottoressa Roncari per questo interessante intervento che tra l'altro ha suscitato molte curiosità, molte domande anche da chi ci sta seguendo. Però la prima considerazione la lasciamo alla dottoressa Calearo, che è oggi qui in rappresentanza del Centro per l'Affido Locale, quindi a lei la parola, dottoressa. Beh, mi associo ai ringraziamenti alla dottoressa Roncari perché veramente è stato un intervento molto interessante e che ha aperto a tanti spazi di riflessione veramente. Innanzitutto ho trovato molto interessante l'aver in qualche modo posizionato l'affido all'interno di quello che è un sistema familiare che nel corso degli anni, come dire, si è modificato, no? E quindi partendo dal fatto proprio che la famiglia, il sistema famiglia, i nostri bambini e ragazzi, come dire, no? Funzionano in maniera diversa rispetto a come eravamo noi quando eravamo bambini e ragazzi, perché questo forse ci aiuta a capire che la famiglia in generale è più in difficoltà e quindi al di là dell'affido, come dire, anche chi si propone come famiglia disposta e disponibile all'accoglienza, come dire, dentro ad un contesto sociale e relazionale, come dire, che si è modificato e di cui dobbiamo tenere assolutamente conto. Quindi mi è piaciuto molto questo taglio e questo spaccato dove, come dire, l'affido va ad inserirsi e così ho preso alcuni spunti, alcune parole chiavi che mi sembrano molto interessanti rispetto un po' alla tematica dell'affido, no? L'aspetto relazionale che chiaramente ha veramente tante dimensioni, l'aspetto della fiducia, senza fiducia non si può costruire un progetto di affido, e la prima slide, quella con tutti i soggetti, come dire, mi è sembrata molto rappresentativa di questo, no? Il sistema, la rete, ecco, tra i vari soggetti dove il bambino è al centro, ma se non ci sono relazioni di fiducia appunto fra i vari soggetti di quella rete, un progetto di affido non si realizza, non riesce appunto a funzionare, ecco. E su tutte poi mi è piaciuta la dimensione della generatività, perché questo penso che sia la dimensione che ci colloca in questo spazio, dentro a questo tema che è quello dell'affido, no? Quindi il prendersi cura di un altro che va oltre da sé mi sembra che sia proprio un aspetto molto importante e centrale. Io ho toccato solo alcuni punti di quelli che mi hanno maggiormente colpito e che come operatore che lavora appunto nell'ambito dell'affido familiare mi ritrovo costantemente, con i quali mi ritrovo costantemente, insomma, a confrontarmi. Approfitto un po' di questo spazio così per creare un po' un punto di raccordo, nel senso che la realtà dell'affido è una realtà presente anche nel nostro territorio. Il nostro centro per l'affido opera per quello che è il distretto di Pieve di Soligo dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, dopodiché chiaramente in ogni ambito territoriale è presente un centro per l'affido e la solidarietà familiare.
Nel 2022 i minori in affido nel nostro territorio, in affido eterofamiliare, erano 19, collocati in quasi altrettante famiglie, a parte qualche rara situazione di famiglie che accolgono magari una coppia di fratelli, come dire, le altre situazioni sono minori collocati appunto singolarmente in una famiglia affidataria. Inutile dire che come dire, i bisogni del territorio sono molti e non riusciamo a coprirli tutti attraverso le disponibilità pur preziose delle famiglie e delle persone, insomma, che si sono rese fin qui disponibili. Quindi approfitto un po' di questo spazio anche per così lanciare un messaggio a chi ci ascolta oggi, insomma, rispetto alla possibilità di prendere contatti con noi in maniera del tutto senza impegno, nel senso che noi siamo disponibili anche semplicemente per dare delle informazioni o comunque per valutare insieme, insomma, un'ipotesi di disponibilità in maniera molto, molto libera. Vedo che in sovraimpressione è presente il nostro riferimento email a cui appunto si può scrivere per essere ricontattati per qualsiasi dubbio, domanda o richiesta, insomma, di chiarimento. Ecco, sicuramente la necessità c'è, per cui approfitto veramente per un appello in questo senso. E in tal senso ne approfittavo anche così per chiedere alla dottoressa Roncari la possibilità magari di approfondire, o comunque se c'è la possibilità di portare una riflessione rispetto un po' a chi si propone come famiglia affidataria, nel senso che molto spesso, questo mi capita nei corsi che facciamo di formazione, insomma, sull'affido, ma anche nei gruppi con le famiglie affidatarie, c'è un po' l'idea che la famiglia affidataria sia una super famiglia, no? E che quindi, come dire, l'affido non possa essere realizzato da tutti, ma solo da poche e selezionatissime famiglie che hanno delle caratteristiche irraggiungibili un po' ed inarrivabili. Quindi volevo approfittare così di questo spazio un po' per chiederle, se possibile, insomma, una riflessione su questo. Volentieri. Beh, a me viene, all'inizio dell'incontro di oggi si è parlato del coraggio dell'educare. Ecco, io credo che se una famiglia non è un po' coraggiosa e un po' incosciente, non si avvicina al tema dell'affido. Nel senso che è vero, è assolutamente vero che le famiglie affidatarie non sono famiglie perfette, non devono essere, perché non esistono le famiglie perfette, però devono essere persone, famiglie capaci di avere uno sguardo lungo, ampio, aperto al futuro, coraggioso, perché poi è importante avere anche la consapevolezza di incontrare non solo magari gratitudine e risultati positivi, ma anche fatiche. Per cui ecco, credo che il lavoro importante che gli operatori di un centro per l'affido devono fare è quello di esplorare con chi si avvicina all'affido le variegate, multiformi motivazioni, da quelle più consapevoli, più altruistiche, spesso religiose, a quelle magari un po' più profonde, legate magari a delle dimensioni di compensazione di alcune fatiche o al bisogno di dare un senso a quella fase della vita. Ecco, il problema non è che ci siano solo delle motivazioni altruistiche o buone, anzi è importante che gli aspiranti affidatari siano in contatto anche con quelli che potrebbero essere i loro bisogni di riconoscimento, di valorizzazione, di senso che cercano all'interno dell'esperienza dell'affido. Per cui che anche gli affidatari siano portatori di bisogni propri non è di per sé una condizione che li rende inadatti all'affido. Se le persone sono in grado di mettersi in contatto con i propri bisogni, di riconoscerli e di gestirli, possono essere verosimilmente capaci anche di accogliere l'ambivalenza, le fatiche di un bambino della sua famiglia di origine. Però ecco, secondo me un ingrediente un po' indispensabile per aprirsi all'affido è questo
coraggio consapevole e incosciente insieme. Ecco, perché settimana scorsa mi è capitato di conoscere una persona che magari in Veneto non è nota, qui nella Brianza lo è abbastanza, è il signor Giovanni Verga, che è un signore che ha fondato ormai una quarantina, come 35 anni fa, un comitato per la cura delle leucemie infantili. È un signore quasi ottantenne, del 44. Ecco, parlando con questa persona che io non avevo mai conosciuto, a me ha colpito tantissimo una cosa. Quest'uomo ha perso la sua bambina, per l'appunto Maria Letizia, a poco più di 4 anni per una leucemia infantile fulminante nel 1979. Ecco, questa persona è stata capace di trasformare, sublimare questa perdita, questo lutto, in una apertura al sociale. Lui è stato veramente generativo in termini sociali, perché dal niente ha creato questo comitato che prima era collocato presso la Clinica De Marchi di Milano, adesso lo è presso l'ospedale San Gerardo di Monza, e che ha portato a livello anche internazionale tutta una serie di contributi di ricerca sulle leucemie infantili, che hanno fatto sì che adesso molti dei bambini che si ammalano di leucemia vengano curati e guariscano. Ecco, a me ha colpito questa persona perché era una visione, una persona con degli aspetti visionari quasi, capace di vedere quello che non c'è, in contatto con la propria sofferenza di padre che aveva perso una figlia, anche a distanza di 40 anni, ancora ha avuto qualche lacrima, però una persona capace poi di aprirsi ad una forma di generatività diversa. Ecco, io credo che ciascuno di noi, noi adulti, dovrebbe davvero mettersi in contatto con questa apertura al futuro, alla vita, che per qualcuno è solo quella che ha a che fare con i propri figli, però per qualcuno che ha tempo, energie, voglia di avere uno sguardo un po' più ampio, può essere anche altro, può essere un figlio nato da altri che ha bisogno di un appoggio, può essere un progetto, può essere un lavoro. L'importante è che sia qualcosa di vitale e di costruttivo, e davvero ne abbiamo tutti tanto bisogno. Grazie mille, e tra l'altro con questa risposta ha risposto anche a una domanda che era stata posta da una mamma che probabilmente ci sta seguendo in questo momento, che appunto chiedeva qualche consiglio per chi si vuole avvicinare a questa esperienza. Un'altra curiosità che arriva da chi segue, in particolare da Fulvio, è se ci sono delle storie di successo, delle esperienze particolari che ha voglia di condividere, proprio per illustrare in che modo l'esperienza dell'affido può cambiare positivamente la vita di un minore. Allora, me ne vengono in mente due. Una, mi viene in mente questa esperienza che è più legata a come ha cambiato la vita degli affidatari e del minore, oltre che del minore. È una situazione che io ho conosciuto su mandato del tribunale per una adozione ex articolo 44, vale a dire una coppia affidataria che aveva in affido una bambina da quando aveva circa 5 anni, che quando questa bambina è diventata adolescente, aveva 17 anni, per le drammatiche vicende della sua famiglia di origine, era poi rimasta senza genitori di fatto, per cui un affido che nella realtà somigliava già a un'adozione, però un affido nato come affido. A me ha molto colpito questa situazione perché la mamma affidataria ci ha raccontato che lei si è avvicinata all'affido dopo aver avuto un primo figlio, che è il suo figlio maggiore, e aver vissuto un'esperienza, se non di depressione postpartum, però di grossa difficoltà nel periodo successivo alla nascita del suo bambino. Motivo per cui, pur avendo un grosso desiderio di avere una famiglia numerosa, non aveva poi con il marito deciso di avere altri figli. Per questo, dopo alcuni anni dalla nascita del primo figlio, superata questa situazione di malessere personale, si era rivolta, concordemente con il marito, all'esperienza dell'affido. Ecco, io mi sono detta, io forse una mamma così non l'avrei ritenuta idonea, neanche all'affido,
nel senso che avrei avuto dei pregiudizi probabilmente rispetto al fatto che se c'era stata questa difficoltà nella gestione dei primi mesi di vita, nei primi anni di vita del proprio bambino, forse non aveva le risorse, le capacità di far fronte a una bambina impegnativa come poteva essere quella accolta con l'affidamento familiare. Così non hanno pensato gli operatori dell'affido e hanno fatto bene, perché questa bambina, che poi noi abbiamo conosciuto all'interno del procedimento ex articolo 44, aveva costruito davvero una relazione molto profonda e anche molto positiva con questa mamma affidataria, col fratello affidatario e col padre affidatario. Per cui ecco, vi racconto questa storia per dirvi che poi, come dire, le storie di affido a volte ci stupiscono. C'è un bene possibile per i bambini accolti, c'è un bene insperato anche per i genitori affidatari. Questa signora, io l'ho conosciuta, era una donna estremamente matura, pacificata anche rispetto a esperienze di fatica vissute nel passato. E vi racconto invece molto brevemente un'esperienza di affido ben riuscito, un'altra situazione conosciuta all'interno del lavoro con i servizi, una bambina collocata in comunità quando aveva circa 4 anni, perché il padre era stato un padre con dei problemi penali e dei problemi di dipendenza importanti. Era stato molto violento con la madre che per un periodo era stata collocata in comunità insieme alla bambina e che però faceva fatica a riorganizzare la propria vita per farsi carico completamente della bambina, per cui aveva poi deciso di, su indicazione degli operatori, di accettare la proposta di un affidamento familiare per la sua bambina e contemporaneamente di incontrarla, cercare un lavoro, imparare l'italiano meglio perché era una mamma straniera. Per cui è stata un'esperienza di affido che è durata circa 3 anni, un affido che però da parte della famiglia accogliente non è stato solo un affido di questa bambina, ma è stato anche un'apertura accogliente verso questa mamma straniera che incontrava la bambina dapprima all'esterno della famiglia affidataria, come si usa fare, che poi gradualmente è stata anche molto sostenuta dagli affidatari stessi. E dopo 3 anni la bambina ha potuto tornare con la propria mamma, che nel frattempo aveva imparato bene l'italiano, aveva trovato un lavoro e ha mantenuto questa bambina ottimi rapporti con la famiglia affidataria, ma insieme anche alla propria mamma. Ecco, per cui una esperienza molto costruttiva. Questa è un'esperienza di quello che l'affido dovrebbe essere. La prima esperienza che vi ho raccontato invece di un affido sine die che poi è diventato di fatto un'adozione, seppur ex articolo 44. Grazie. Un'ultima domanda che invece arriva dalle insegnanti, quindi riguarda un po' come coinvolgere a livello di attività, di progetti, ma anche proprio per sviluppare un po' l'empatia, i ragazzi e anche i bambini, eventualmente più piccolini della scuola dell'infanzia, appunto come poterli coinvolgere per sviluppare degli atteggiamenti positivi nei confronti di eventuali compagni che vivono l'esperienza dell'affido in prima persona. Io credo che sia importante costruire delle attività di ampio respiro, non collegate esclusivamente all'affido, ma collegate al fatto che le esperienze familiari e personali dei bambini e delle famiglie possono essere le più diverse, perché di fatto in una classe non sono solo i bambini magari in affido quelli che vivono dei momenti di difficoltà, ma sono anche i bambini che perdono un genitore piuttosto che hanno un genitore all'estero o che vivono la separazione dei genitori. Per cui creare dei laboratori collegati alle storie familiari, alle vicende di vita, che però appunto aiutino poi i bambini a confrontarsi con tanti scenari complessi.
perché io credo sia importante costruire una sensibilità senza andare troppo a stigmatizzare alcune dimensioni di malfunzionamento familiare che pure esistono. Ecco. Ci sono dei laboratori interessanti che sono stati realizzati nella provincia di La Spezia e anche a Firenze, proprio su questi temi da una pedagogista che si chiama Greta Bellando e in collaborazione con le insegnanti, con le scuole. Ecco, se qualcuno ha voglia di approfondire, secondo me sono fatti molto bene, a partire da albi illustrati o da materiali anche di riciclo. Si lavora proprio sui percorsi di vita e le vicende familiari, con l'ottica di, se non di normalizzare, però almeno di far comprendere ai bambini che la vita non è lineare e che è importante però che ogni bambino abbia degli adulti di riferimento che possono essere per lui affidabili e che lo accompagnano nel percorso di crescita. Certo, grazie mille. Grazie per gli spunti che ci ha dato, veramente molto interessanti e che ci porteranno sicuramente a riflettere, insomma, intorno a questo tema che abbiamo cercato di valorizzare oggi pomeriggio. Allora, io a questo punto ringrazio la dottoressa Luisa Roncari per la sua disponibilità, la invito se vuole a rimanere collegata ancora un po', così dopo la sigla finale ci salutiamo, e ringrazio ancora la nostra ospite in sala, la dottoressa Calearo. E andiamo a concludere l'incontro di oggi pomeriggio. Allora, il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per la vostra partecipazione. Vi ricordiamo che gli appuntamenti della giornata non sono terminati e trovate le indicazioni sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. In particolare vi aspettiamo alle 17:30 con il dottor Zoia e un incontro dal titolo L'eclissi del padre, e questa sera alle 20:30 con il dottor Giacomo Rizzolatti l'incontro dal titolo In temi specchio. Grazie a tutti e arrivederci a presto.